turisti sono pronti ad affollare questo tratto di costa che da Viareggio porta a Forte dei Marmi. Tutto è in rampa di lancio. Si balla al Gatto Nero, al Carillon, alla splendida Sala del Principe di Piemonte. Ma c'è un locale che pubblico e artisti già fanno carte false per frequentare e che diventerà il tempio della musica italiana e internazionale. È il centro e il cuore della Versilia e il suo nome è La Bussola. La Bussola è stato il locale più importante, innovativo ed elegante d'Italia. Era di tendenza. Fichissimo come posto, bellissimo. Rappresentava la musica, i cantanti. Un sogno inarrivabile. Il primo grande locale dove poter sentire un po' di tutto. La chiesa della musica. La Bussola rappresentava un punto di riferimento per tutti i musicisti. Tutti volevano andare alla Bussola. Cantare alla Bussola significava essere qualcuno. Un sogno realizzato. Se non cantavi alla Bussola, il fondo non era importante. Bernardini è la Bussola. Se non ci fosse stato Bernardini non ci sarebbe stata la Bussola. Non si poteva dire solo la Bussola, era la Bussola di Bernardini. Il più grande imprenditore dei locali in Italia. Un uomo che aveva una visione. Il vero rivoluzionario della musica. Ha raccontato un mondo che dopo di lui nessuno più ha raccontato nello stesso modo. Un simpaticissimo genio creativo anticipatore dei tempi. Per tutti gli altri era il grande Sergio Bernardini, per me era zio Sergio.